Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto da Teleuropa Network, aspettando replay. Oggi 27 agosto è iniziato ieri il campionato di Serie B a 19 squadre. Il Crotone ha perso per 3-0 in Veneto contro il Cittadella, 1-1, un pareggio del Cosenza importantissimo ad Ascoli, è arrivato sui titoli di coda. Di questo e di altro parleremo, di quello che succederà, di quello che è successo, del campionato anche di Serie C. Parleremo con Gianluca Gagliardi, già allenatore del Cosenza e della Triestina. Grazie Gianluca per aver accettato l'invito. Parleremo anche di calciomercato, di quello che è successo alle squadre calabresi con il nostro amico Antonio Clausi di Cosenza Channel. Salve a tutti. E poi non poteva mancare, è venuto dal mare, perché com'è il tempo al mare, Aldo? Aldo Cennamo. Non è stata una bella estate. Un'estate pessima. Pessima. Dal punto di vista ma tu hai la tempo, piscina, che hai fatto un po' di bagno in piscina. E allora dovremmo avere tra qualche minuto, ricordo a beneficio dei nostri telespettatori, andremo avanti per un'oretta, saranno 2 numeri 0 questo lunedì e il prossimo lunedì. Dovremmo avere una telefonata da qui a qualche minuto con il direttore sportivo del Cosenza Calcio, Stefano Trinchera, per parlare appunto del Cosenza. Antonio, allora vogliamo fare un po' un passo indietro, questo campionato a 19 squadre, questo scontro tra il presidente della Lega di B, Balata, e il presidente Gravina della Lega di C. Il 7 settembre si esprimerà il Consiglio di Garanzia del CONI, insomma tanta carne a cuocere. Tantissima, e sembra un'estate pari a quella che sancì l'addio del Cosenza, o meglio l'arrivederci del Cosenza alla Serie B, dove anche in quel caso il campionato e l'organico di Serie B fu scritto dai tribunali. Se non sbaglio il campionato fu a 24 squadre. Quest'anno invece si è scelto di fare il percorso inverso, farlo a 19 squadre, e chiaramente è stata una decisione figlia della volontà dei presidenti di guadagnare di più, perché tutto qua ruota intorno a circa 700-750 mila euro in più di contributi, che divisi per 22 squadre sarebbero stati equamente redistribuiti. Invece, senza 3 società al momento venute meno, chiaramente verranno incamerati dai club che partecipano per adesso al torneo cadetto. Però il tutto è sub iudice, si dice così in gergo tecnico. Come no? Perché ad inizio settembre, il giorno 7, ci sarà questo famoso collegio di garanzia del CONI di Franco Frattini, che metterà, si spera, un punto definitivo a tutto questo bailam che ha accompagnato la calda estate italiana e del pallone. Oltre al calciomercato, infatti, i titoli dei giornali erano tutti per quello che succedeva dalla Serie B a scendere. Ci sono i ricorsi delle formazioni escluse, dalla Provercelli soprattutto. Sono 6 in tutto, Sono 6 formazioni in tutto. Provercelli Siena. Bisognerà capire se la Serie B resterà a 19 squadre oppure verrà aumentata a 20 o addirittura a 22. Ecco qua, prima di dare la parola agli altri ospiti, mi fanno cenno dalla regia che dovremmo avere in diretta con noi il direttore sportivo del Cosenza, Stefano Trinchera. Vediamo se è al telefono. Pronto, direttore? Sì, ciao. Grazie per essere intervenuto. No, so che siete ancora in viaggio, state per tornare? Sì, siamo sul pullman, stiamo per rientrare a Cosenza. Benissimo direttore, allora intanto si stava parlando con gli ospiti che ho io qui in trasmissione a replay di questo fatto del 7 di settembre, quando il Consiglio di Garanzia del CONI si esprimerà appunto se il torneo continuerà ad essere a 19 squadre oppure a 22. Qual è non la posizione, l'idea che si è fatto Stefano Trinchera? Per me potrebbero ribaltare lo scenario, egoisticamente parlando, penso che sia interesse anche delle squadre come la nostra, che deve lottare per salvare la categoria, di riprendere quello che era il format iniziale, di fare il campionato a 22, perché così si abbassa anche la percentuale. Sicuramente. Si aumenta la possibilità di salvarsi, per cui questo è un discorso ovviamente egoistico. Però noi siamo in attesa. Noi oggi è chiaro che dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo andare a fare, con la consapevolezza che è un campionato molto duro e molto impegnativo. Direttore, dato che abbiamo un'oretta solo a disposizione e quindi sono tanti gli interventi, volevo chiedere intanto che notizie avete dello stadio San Vito Marulla, che io sono passato stamattina, si aspettava l'erba, era lì per arrivare, poi non so nel primo pomeriggio se la cosa è andata in porto o meno. Guarda, Franco, dalle notizie che ci giungono dobbiamo essere fiduciosi, perché credo che stanno facendo di tutto nei tempi previsti, insomma, di completare l'opera, di presentare il San Vito
assolutamente agibile per sabato. Un'ultima cosa, appunto una battuta sulla gara di ieri ad Ascoli. Braglia, abbiamo sentito le dichiarazioni, poi le ascolteremo anche qui in televisione. Cosenza ha tenuto discretamente il campo, forse non nel primo tempo, quando paradossalmente è passata in vantaggio, e poi nella ripresa aveva, diciamo, cercato di tenere a freno l'Ascoli, e poi sui titoli di coda è arrivato a questo gol di Brosco che insomma poi ha portato le due squadre in parità. Che vogliamo dire di questo pareggio, direttore? Che ci siamo approcciati bene alla categoria, che i ragazzi hanno fatto una prestazione tutto rispetto su un campo molto difficile, anche abbastanza pesante. È chiaro che abbiamo tanto da migliorare, anche da ritrovare quella condizione fisica ottimale che poi ci permette di spingere ancora di più. Però se teniamo conto che ci sono dei giocatori che non sono ancora al massimo della condizione, questo è un motivo in più perché ci deve lasciare un po' ottimisti, perché evidentemente poi potremo fare ancora cose più importanti. C'è Antonio Clausi, prima di chiudere. Antonio, una domanda per il direttore? Salve, buon pomeriggio direttore, io le volevo chiedere giusto una cosa sul mercato in uscita, visto che c'è possibilità di cedere qualche calciatore fino al 31 agosto in Lega Pro, qualora il mercato in uscita non dovesse più interessare Perina e Baclé, quale sarebbe la loro posizione all'interno dell'organico del Cosenza? Beh, la posizione, noi non abbiamo niente contro nessuno, ci sono dei calciatori, purtroppo abbiamo un organico anche abbastanza numeroso. Quando finirà il mercato i nostri tesserati, con questo sia, insomma, si metterà a disposizione dell'allenatore, e l'allenatore avrà poi il compito di fare le scelte migliori per proseguire il campionato. Ok, Grazie. abbiamo terminato. Grazie direttore per la disponibilità. Ci vediamo poi allo stadio nei prossimi giorni. Grazie, grazie per essere intervenuto. Allora, mister Gagliardi, torniamo a bomba al discorso iniziale, perché voleva intervenire proprio Gagliardi sul fatto che delle squadre, le 19 squadre, la Serie B, 22, l'ex ministro Frattini che dovrà poi esprimersi, però dei rumors che arrivano sono dei rumors praticamente, come dire, 50 e 50. Qualcuno dice che si continuerà così, qualche altro addetto ai lavori dice che si ritornerà a 22, che era poi l'idea anche che ha trasmesso adesso Stefano Trincheri. Sentiamo invece la posizione di Gagliardi. Ma alla posizione mia io mi soffermo soltanto su quello che è o che dovrebbe essere la legge. Io penso che sia una sceneggiata classica italiana che si sta ripetendo nel calcio dopo tante altre che si sono già verificate e che sono gravi, perché se c'è una legge e una regola, quella si deve necessariamente rispettare. Non si può pensare di cambiare le regole in corso, anche perché questo significa per squadre che avevano preparato un organico rifarlo, rivedere, significa dei costi aggiuntivi che non erano previsti, e di conseguenza ritengo che questo ulteriore sbando, perché per me è una sbandata della Lega e in modo particolare della FIGC, porterà delle conseguenze secondo me anche abbastanza incresciose, perché il Catania ha diritto, così come l'Endella, così come la terza squadra, di sostituire le 3 che non sono state iscritte al campionato di B. C'è pure la Ternana che sta facendo fuoco e fiamme, la Ternana, la Provercelli. Chi sia, insomma, comunque le 3 tutto, vanno necessariamente da regolamento iscritte al campionato di B. Aldo Cennomo, la tua posizione, poi so che praticamente ti sei sentito anche col sindaco di Cosenza della città, Mario Chiuto. Allora, la mia posizione per capire un attimo la situazione dello stadio in tempo reale. Sì, vabbè, per quanto riguarda la situazione della Lega, io oggi ho letto un bel pezzo sul Corriere dello Sport che mi ha veramente fatto capire del collega Tullio Calzone. Che cosa sta succedendo in questo mondo del calcio. C'è una spaccatura tra la Serie B, la C, la Serie D, i dilettanti, c'è tutto un frammento di cose che purtroppo è venuto fuori. Speriamo che il Sette Frattini, che è persona molto seria, riesca a mettere, non dico una pezza, ma riesca un pochino a far sì che questo mondo diventa un pochino molto più serio. Ma io ho detto anche che questa Lega ha bisogno di essere immediatamente rinnovata. Penso che tutti a casa sarebbe veramente una cosa seria mettere un commissario serio per 2 o 3 anni, così si fanno le cose come Dio comanda, perché così non si può andare avanti. I 19 secondo me rimarranno fortemente legati, perché
essere 19-22 economicamente non è la stessa cosa, perché 19 prendono qualcosa in più rispetto questo sì, c'è un discorso economico importante, per cui quei 19 che oggi sono in campo e che fino al 7 faranno resistenza perché tutto quanto rimanga com'è. Io penso invece che bisognava rinviare il campionato, si faceva partire il 7 o l'8 dopo il 7, perché non era la fine. C'è un nuovo rinvio anche per la Citra. Si poteva giocare tranquillamente nella settimana tra domeniche e mercoledì, quindi tutto si aspettavano. Invece adesso, se dovessimo ritornare a 22, sarà veramente una bella partita che si gioca. Per quanto riguarda lo stadio, ecco, dello stadio volevo chiederti, grazie. Posso dire che ci sono buonissime possibilità che la prima partita si gioca in casa, perché si sta lavorando alla Clemente, ci sono tutte le condizioni per farlo. Probabilmente tra giovedì e venerdì ci sarà la Lega che arriverà con gli ispettori, mi auguro che non faranno resistenza, perché soprattutto dopo quello che abbiamo visto, poi ne parliamo ieri ad Ascoli, quello è un campo che non si può giocare. E l'ha detto anche Braglia. Diventerà invece un tappeto mi fanno segno alla regia che avremo livello. Poi, caro Aldo, le interviste di Braglia e di Vivarini. Non così le immagini. Allora c'è Antonio che voleva dire qualcosa. Un aggiornamento, e nel pomeriggio è prevista una riunione tra la Commissione di Vigilanza dove si spera che non sorgano problemi burocratici. Dove? Questo dove? No, quanto riguarda? Cosenza, sì, assolutamente. Al momento, quindi la Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli, oggi pomeriggio ci sarà una riunione. Le possibilità di vedere il Cosenza al Marulla sono 60 positive, 40 negative. Potrebbe esserci pure una richiesta. Quindi praticamente così. Siamo più che positivi. La dico così, però non prendetela per... Si potrebbe pensare di spostarla un giorno, forse a domenica, per avere il sabato il tempo per fare gli ultimissimi ritorni. Non so se è possibile, onestamente. Il Cosenza è anche in contatto costante con il Verona e con la Lega, perché il Verona dal canto suo deve preparare la trasferta. Attende di conoscere il luogo dove si giocherà la partita e deve organizzare in maniera logistica il viaggio al sud, che sia Cosenza, sia Benevento. Quindi vogliamo ripeterla per favore questo pomeriggio c'è questa riunione della Commissione di Vigilanza e si spera che non ci siano né intoppi burocratici e che nel frattempo i lavori possano andare avanti. Percentuali 60 sì, 40 no. Comunque diciamo, scusa Franco, non sì, che vorrei parlare di calcio, però non di questioni meramente burocratiche. È stato inclemente già ieri, dove si poteva, però ieri non si è potuto lavorare. Anche stamattina. Bravo. Allora, parliamo di calcio, parliamo di questo, che poi sentiremo le interviste di Braglia e di Vivarini, l'allenatore dell'Ascoli, di questo pareggio del Cosenza. 1-0, hai visto la partita sicuramente, forse l'avrai visto un po' a singhiozzo. Sì, come male, ma l'abbiamo visto. Sì, l'abbiamo stamattina visto il Corriere della Sera ha dedicato uno spazio importante, perché bisogna investire ancora tanti soldi per permettere agli italiani di vedere una partita in streaming come si deve. Ma anche questo, permettermi la battuta, è una cosa un po' ridicola, perché voglio dire, anche lì c'è un contratto, io sono abbonato Sky, aspetto la B, tu mi cambi in un mese anche questo, voglio dire, stiamo sempre nelle cose un po'. Dammi l'anno, poi scegli cose. Bravo, bravissimo. Comunque, detto questo, sì, la partita è un po' annebbiata, ma l'abbiamo vista. Due squadre che sono, forse ci aspettavamo qualcosa in più dal punto di vista del collettivo del Cosenza, proprio perché è una squadra più rodata, rispetto a un Ascoli che è stato costruito negli ultimi 15 giorni. È sempre difficile poi incontrare queste squadre, perché non si sa nulla, non hanno uno storico, una partita di Coppa Italia, e quindi prepararle in funzione all'avversario, cosa che Braglia ama fare, l'ha reso un po' più difficile di quella che è di solito la prima partita di campionato. Dal punto di vista fisico, il secondo tempo avremmo potuto essere un po' più incisivi, perché quello che si aspettava, secondo me, l'allenatore giustamente, era una ripartenza che nell'ultima mezz'ora di gioco il Cosenza ne ha avuto l'opportunità e che invece sono mancate a livello numerico, perché siamo partiti 2 volte con solo 2 giocatori, e questo insomma ha fatto sì che l'Ascoli bene o male si salvasse. Poi, per essere sintetici, ieri diciamo, i 2 gol sono nati subito dopo 2 occasioni dell'avversario. Il Cosenza ha salvato un'occasione gol dell'Ascoli, il classico gol sbagliato, poi è andato in vantaggio. Ti riferisci al legittimo sulla linea? Esatto, e la stessa cosa è capitata purtroppo a noi, dove siamo stati un po' troppo leggeri nella marcatura, perché ho visto 2 giocatori dietro l'avversario non guardare la palla, e probabilmente poi
dal momento in cui la palla rimane lì sei morto perché non la vedi più. C'è una differenza fisica, se non sbaglio c'era Verna. Però nel valutare poi il risultato bisogna tener conto, insomma, che è la prima partita di campionato, che va bene il punto anche se lascia l'amaro in bocca. Insomma. Sicuramente. Allora Antonio Clausi, vogliamo parlare dell'inserimento dei nuovi, perché ieri c'erano solo 6 persone praticamente della squadra dello scorso anno. Sì, è stato scelto di utilizzare, come dire, anzi di andare un po' in rottura con l'11 che poi ha conquistato la promozione lo scorso 17 giugno, però del resto se si dispone di elementi di qualità come Garritano, allora è giusto utilizzarli sin da subito nell'idea iniziale che aveva Braglia, quella di dare gambe e qualità alla linea mediana di centrocampo. Io ho visto bene Capela, ho visto molto bene, un po' meno gli elementi nuovi a centrocampo, ma ne ero assegnato, quindi non gli si può dire nulla, legittimo, ha fatto ciò per cui è stato preso, vale a dire evitare che gli avversari possano andare in rete, e lo ha fatto benissimo salvando sulla linea quella rasoiata di Cavion. Detto questo, è chiaro che alcuni di questi, io penso allo stesso Garritano, a Maniero, a Legittimo, sono arrivati l'ultimo giorno di mercato, quindi il loro valore a questo punto io lo considero tale, importante, che il tecnico ha ritenuto di doverli utilizzare fin da subito, nonostante prima ci siano dei calciatori, prima di loro fossero già in organico degli elementi che avevano sostenuto il ritiro. Pertanto io sono fiducioso che questi possano immediatamente integrarsi negli schemi del mister e dare ancora di più di quanto hanno già fatto lì ad Ascoli. Sentiamo Aldo Genovo, ti aspettavi questo Cosenza, ti aspettavi qualcosa di diverso, cioè ad Ascoli temevi questa trasferta, come la inquadravi alla vigilia? Guarda, io penso che il Cosenza ieri abbia conquistato un punto importantissimo, proprio perché se poi durante il campionato, poi lo vedremo, io penso che l'Ascoli sia una squadra che ci darà molte soddisfazioni ai tifosi, perché 16 la qualità c'è, anche di categorie, sono giocatori importanti, giocatori che hanno giocato anche nelle squadre di Serie A. Ninkovic l'anno scorso giocava a Genoa in Serie A. Questa squadra affrontare però quello che mi è dispiaciuto una cosa, che si è fortemente detto anche in telecronaca che l'Ascoli aveva cambiato 16 giocatori, ma non si è detto che il Cosenza giocava, come ha detto Clausi, con 6 giocatori nuovi, quindi anche il Cosenza aveva una assetto da assimilare e da mettere, per cui ieri la partita è stata condotta bene. Il campo pessimo, caro Franco, se dovessimo pensare che la Lega ha dato il permesso al campo di Ascoli per giocare una partita di Serie B, che per me non è una Serie B, è una 2, questa è una cosa molto grave, perché quel campo non è un campo dove i giocatori possono esprimersi come vorrebbero. Il Cosenza l'ha pareggiata la partita, però onestamente quel gol che abbiamo subito negli ultimi minuti, io un piccolo richiamo, piccolissimo, a Idda glielo devo fare. A chi? A Idda. Perché nel momento in cui tu sei con l'avversario che ti sta dietro le spalle e vai a colpire col piede destro, al posto di colpire col piede sinistro, perché se tu colpisci col piede, poi la palla se ne va sugli spalti, invece col piede destro, come l'ha presa, è andata in calcio. La poteva mettere tranquillamente sugli spalti e probabilmente quella sarebbe finita. Però è una fatalità. I 6 minuti di recupero sono stati eccessivi a mio avviso. Come dicevi il mister, 6 minuti di recupero eccessivi, onestamente. 6 minuti di recupero eccessivi. La squadra si è espressa bene, il gol, i nuovi si sono inseriti bene. Probabilmente ieri c'è stato Tutino un pochino in ombra. Benissimo. Ok, queste sono le tue pagelle. Io direi comunque di andare a vedere tutti i risultati. Io ringrazio Enzo Leonetti Regina e Mario Scarpelli che guida la Camera. Andiamo a vedere i risultati che si sono avuti ieri nella prima giornata di campionato e poi vediamo la relativa classifica. Abbiamo detto di Ascoli Cosenza 1-1, Benevento Lecce il posticipo di questa sera, Brescia Perugia 1-1, Cittadella batte Crotone 3-0, Cremonese Pescara 1-1, Foggia batte Carpi 4-2, poi Salernitana Palermo 0-0, Venezia Spezia 1-0 e Verona Padova 1-1. Ho visto questa partita io ieri per vedere anche il Verona, insomma non è che mi abbia tanto entusiasmato. Ha riposato il Livorno. Andiamo a vedere la classifica generale, perché ci sono 2 squadre che comandano in cima alla classifica, sono 2 squadre del nord-ovest, perché il Foggia parte da -8 e quindi è ultimo in classifica con -5. Abbiamo Venezia e Cittadella con 3 punti, poi Ascoli, Brescia, Cosenza, Cremonese, Padova, Perugia, Pescara,
Pescara, Verona, Palermo, Salernitana 1 punto, poi il Benevento e Lecce abbiamo detto è il posticipo di questa sera, il Livorno che ha riposato a 0 punti, poi Spezia, Carpi e Crotone a 0 punti e il Foggia chiude a -5 perché Aldo era partito da -8, doveva essere addirittura quest'estate. Poi insomma potrebbe essere ridotto ulteriormente anche. Sì, però insomma -5, voglio dire, la squadra di Cassadoni è partita con il piede giusto, poi vedremo quello che succederà da qui in poi. E allora io direi di andare a sentire quello che hanno detto i 2 allenatori, caro Aldo. Vediamo prima Braglia e poi ascoltiamo Vivarini, che poi è un ex giocatore del Cosenza, perché lo ricorderà il nostro Vivarini che era un attaccante. Allora Braglia, vediamo cosa ha detto. Grazie Leonetti. Sono partite ci sta tutto. Abbiamo fatto un primo tempo che al limite non meritavamo di vincere, forse il risultato tutto sommato è giusto perché anche loro hanno avuto un paio di occasioni clamorose. Ma all'inizio è normale che sia così, era la nostra caratteristica nel finale, quello di riuscire poi a chiudere anche le partite. Poi abbiamo preso un gol che si poteva evitare, sempre per il solito motivo che nessuno dei nostri è andato alla bandierina a tenere palla, a pigliare punizione, a rimanere lì. Fatto di esperienza, volevano calciare in porta, lì non si calcia in porta, si mette la palla alla bandierina dove era tuttina e non si gioca, però sono ragazzi, hanno voglia di fare, è giusto anche così. È giusto anche così, ha detto Piero Braglia, la bandierina, perdita di tempo e con mancanza di esperienza in alcuni elementi, mister. Cosa avresti fatto? Sentito, tu? Ma mi sembra di aver... Sei d'accordo con quello che ha detto Braglia? Sì, perché diciamo la sintesi è stata quello che ho detto prima io, insomma, siamo mancati nelle ripartenze, nel secondo tempo e poi nel mestiere che deve necessariamente fare la differenza quando si è fuori casa, si vince, si deve fare quello che ha detto anche Mister perché Braglia. mancava una manciata di Permettimi secondi. una nota Prego, sentimentale da parte di prego. chi il 2011-2012 sognava questa classifica. Se la fai rivedere è bellissima, rivedere il Cosenza con Brescia, E Verona, allora vogliamo rimandare la Padova classifica, Enzo Leonetti? Dopo tanti anni rimandiamo la classifica generale, eccola qua. penso che il tifoso del Cosenza debba essere contento. Sognava di ritornare in questa classifica. Detto questo, sì, quello che dice Braglia, insomma... Ti vedo un po', come dire, sorridente ma emozionato. No, sono emozionato, sì. È vero o no? No, non lo nego perché io ricordo benissimo il 2003, ricordo benissimo tutti questi anni passati tra dilettanti e Lega Pro, le tante difficoltà e penso che il Cosenza, la città di Cosenza, mai come nell'ultimo anno abbia dimostrato di meritare questa categoria con il cuore prima di ogni altra cosa. Perché dalle difficoltà, dalle polemiche è sempre rinato il Cosenza. Fateci caso, negli ultimi anni, quando si è manifestato qualche malumore, qualche protesta, eccetera, eccetera, da lì è ripartito il Cosenza, addirittura conquistando questa agognata Serie B che appartiene e deve rimanere nel DNA del Cosenza Calcio. Benissimo, intanto arrivano molti messaggi, salutiamo Massimo Dionesalvi che è un nostro... come dire, aficionados, ha scritto che il Cosenza ieri ha fatto una bella partita e continuando di questo passo, insomma, vedremo un bel campionato. Diamo spazio alla rete per la pubblicità, ci vediamo tra qualche minuto. Grazie, restate con noi. Rieccoci nuovamente insieme per Replay, aspettando Replay con Franco Segreto a Teleuropa Network. Introduciamo questa intervista con l'ex allenatore, giocatore del Cosenza Vivarini, che è attualmente allenatore dell'Ascoli. Vai Enzo, grazie. Che era una partita sicuramente che non meritavamo di perdere, perché i giocatori veramente hanno dato tutto quello che potevano dare in questo momento qua. Tanto sacrificio, tanta applicazione, abbiamo gestito la partita sempre con grande cattiveria, grande determinazione. Ci voleva più velocità e più idee chiare sulla fase di sviluppo. E un pochettino, devo dirlo, il campo ci ha un pochettino rallentato la circolazione della palla, perché i giocatori vedevo che dovevano stoppare la palla, quindi non riuscivano a giocare di prima.
abbiamo avuto difficoltà proprio sotto questo aspetto qui, abbiamo fatto degli errori grossolani in fase di costruzione e che ci ha un pochettino limitato soprattutto quando siamo andati in svantaggio, però per il resto penso che la partita l'avete vista, insomma c'è stato un Ascoli che ha lottato, ha dimostrato di avere un'anima, ha dimostrato che non ha mollato fino alla fine, ci ha creduto. Un Ascoli, dice Vivarini, che non ha mollato fino alla fine, ci ha creduto. E così è stato. In effetti ha creduto moltissimo nel pari, l'Ascoli non ci stava. Sì, ma l'Ascoli ha fatto una partita effettivamente solo di cuore, con poca geometria, poca idee, era pure plausibile un discorso del genere. Mi è piaciuto tanto quel negretto lì, che non ricordo il nome, ma... Ex Perugia, è un ex Perugia quello, l'anno scorso giocava a Perugia. Ha dato anche qualità, doveva essere espulso. Ha fatto un doppio fallo, ma attenzione che anche Tutino ha fatto una leggerezza ed era stato già ammonito, e quello è un fallo netto di ammonizione, quindi dobbiamo essere onesti nel giudicare entrambe le cose. No, Vivarini mi auguro, perché secondo me è un bravo allenatore, dopo la parentesi. Tu parli di Zebli, il ragazzo di colore, esatto, che sì, lo scorso anno era a Perugia, era il play davanti alle difese, il numero 13. Esatto, lì anche il nostro Mungo inizialmente è dovuto ricorrere alle Volevo fare forti, proprio questa perché... domanda io agli ospiti, di Mungo play in questa posizione, gliel'avevamo chiesta anche alla vigilia venerdì prima della partenza per Ascoli a Braglia, dice che Mungo è uno che praticamente sa fare quasi tutte le fasi, lo aveva già provato. Sì, lui, ma Braglia ha grandissima stima di Mungo. Ha sottolineato anche in conferenza stampa sabato che Mungo è un calciatore che può giocare anche in porta, ha detto in maniera molto scherzosa. Io credo che lo abbia inserito lì il playmaker basso per il suo dinamismo, perché rispetto a Palmiero probabilmente perde un po' di geometria, però a livello di gamba ne ha di più, e quindi io credo che sia stata questa la scelta che poi ha prevalso su, diciamo, altri tipi di Per venire poi faccio intervenire Aldo e poi cambiamo discorso, passiamo sul Crotone per parlare un po' di Ascoli. Ma il signor Frattesi, Oninkovic, che giocava a Genova l'anno scorso in Serie A, Frattesi prelevato dalla Roma da parte del Sassuolo, che lo ha ceduto in prestito 4 milioni. 4 milioni di euro, caro Aldo. Con l'opzione di 10 milioni esattamente, vedete di che cosa stiamo parlando. I giocatori che ha l'Ascoli, che ha fatto veramente una campagna acquista sontuosa, certo se ci vorrà il periodo magari per amalgamarsi, però è una signora squadra, la qualità ce l'ha. Ma basta vedere il parco dei 3 attaccanti centrali: Berretta, Ardemagni, Ganz che è entrato poi successivamente. Prego. Se fossi un giornalista vorrei fare questa domanda a Braglia: se si aspettava un altro genere di partita, gliela possiamo fare, come no? Ecco, in funzione di quella che è stata poi l'evolversi della partita, ecco, avere i piccoletti a disposizione magari nel secondo tempo per essere più incisivi poi nella ripartenza sarebbe stato meglio, oppure si aspettava una partita equilibrata e di conseguenza... I piccoletti tu ti riferisci a chi in sostanza? Ai 3 centrocampisti, in modo particolare le 2 mezzale, Mungo, che erano, Berna, penso che l'idea di Mungo e Garitano nasce di ridare una ripartenza e capovolgere l'azione con più facilità. È vero. Invece l'essere andati in vantaggio magari ha fatto sì che la squadra si ritirasse un po' indietro e poi non ha avuto più la forza, non ha avuto più la gamba nel secondo tempo per far male. Ma se tu metti Mungo playmaker davanti alla difesa, poi devi trovare anche la possibilità che gli altri 2 centrocampisti, perché Garitano onestamente sì ha fatto, però ancora si vede che non ha il ritmo della partita, anche secondo me, perché alla fine il Cosenza, quando è entrato Palmieri, è stato molto più equilibrato, perché poi Palmieri dava anche più stabilità, più geometria, cercava di dettare i tempi di gioco. Quella palla, come diceva Braglia, all'ultimo minuto, se tu la giochi su Coso, che era sulla parte laterale, la fai giocare vicino al calcio d'angolo, probabilmente dalla parte nostra, e non fai quel lancio lungo, probabilmente l'Ascoli non va a fare quell'azione. Però onestamente l'equilibrio del Cosenza si è visto nel secondo tempo, quando proprio la squadra ha capito che poteva portare a casa i risultati e si è messa a giocare in un certo modo. Poi è chiaro che l'Ascoli premeva, poi pioveva anche a dirotto un tempaccio di quella portata, il campo in quelle condizioni, un punto è importante, però prendere gol 6 minuti io non so se ci stavano 6 minuti. Ok Aldo, grazie, abbiamo già parlato tanto e molto del Cosenza Calcio. Io introdurrei
il Crotone, che è l'altra squadra appunto calabrese che milita in Serie B. Ieri il Crotone ha perso, dicevamo all'inizio, per 3-0 a Cittadella. Una brutta partenza, mister, aspettavi questo risultato così pesante? No, anche se il Cittadella ritengo che inizialmente sia una delle peggiori squadre che puoi incontrare, proprio perché ha quelle caratteristiche che poi contraddistinguono la B: gamba, voglia, fame, qualità magari sconosciute in alcuni giocatori che non hanno precedenti in Serie B, e quindi sono tutti discorsi che possono far male quando li incontri alle prime giornate. Il Crotone da parte sua penso che abbia un equilibrio ancora instabile nella squadra, perché tanti giocatori bravi tecnicamente, fisicamente minuti, tipo Benali, tipo lo stesso Nalini, che comunque è un giocatore più di qualità. Troppa qualità, poca sostanza, e la Serie B necessita di sostanza. Prego, chiudi. Laddove, giusto per chiudere il discorso definitivamente Cosenza, forse siamo mancati in mezzo al campo quando c'era da dare un po' di sostanza e di equilibrio alla squadra. Che poi c'è da dire che il Crotone ieri praticamente poi ha chiuso negli ultimi minuti in 10 uomini per l'espulsione del difensore Golemic, quindi ha chiuso in 10. Prego Aldo, poi sentiamo le interviste del Crotone. Che ancora il Crotone non si è immedesimato, ancora pensa di essere in Serie A, 2 anni di Serie A, come è venuta giù, l'aspettativa che probabilmente l'avrebbero rimessa un'altra volta in Serie A. C'è tutto adesso un travaglio interno e deve calarsi in questa realtà della Serie B, perché l'organico del Crotone è un organico importante, però prendere 3 gol alla Cittadella è un segnale forte, quindi la squadra sicuramente, la dirigenza, l'allenatore dovranno immediatamente ricorrere ai ripari, perché prendere 3 gol col Cittadella, che mi pare da quello che ho letto non sia una squadra di grandissima qualità, è un campanello d'allarme che va tenuto in grande considerazione, ma la società saprà come porre rimedio a questa situazione, insomma. Benissimo, allora andiamo a sentire dalla regia se ci danno le interviste, così sentiamo cosa ha detto il tecnico del Crotone. Stroppa. Grazie Leonetti. Beh, innanzitutto all'inizio abbiamo dormito sul primo gol, non esiste venire qui e prendere un gol del genere, una situazione talmente semplice da leggere, poi è chiaro che la partita è stata salita. Dal primo gol credo che la squadra abbia reagito molto bene, è entrata a fare la partita che doveva fare, non siamo riusciti per 4-5 occasioni proprio davanti alla porta a pareggiarla, e poi ancora per un errore in mezzo al campo abbiamo concesso il secondo gol. Dal secondo gol credo che abbiamo perso un po' di equilibrio, invece fino al secondo gol credo che la squadra abbia fatto delle cose egregie, importanti. Poi per il resto sapevamo che potevamo soffrire, sicuramente potevamo farlo in maniera diversa, senza concedere quello che abbiamo concesso, soprattutto nel finale, al di là dell'uomo in meno. No, sotto l'aspetto del gioco lo stesso Cittadella, solido, consapevole di quello che può fare in campo. Mi dispiace soltanto che credo che l'arbitro nel primo tempo non sia stato all'altezza nella distribuzione del cartellino, nei falli. C'era fallo sistematico ogni volta che ripartivamo, e questo sicuramente ci ha innervosito di più di quello che poteva essere la squadra sotto l'aspetto psicologico in campo. Poi per il resto merito a Cittadella, che ha portato a casa il risultato assolutamente merito. E allora ci sono 3 passaggi, caro mister. Il primo, Cittadella solido. Il Cosenza, Stroppa, il Crotone ha commesso degli errori imperdonabili, e alla fine se l'è presa pure con l'arbitro, perché dicevo, ogni volta che il Crotone ripartiva sistematicamente veniva fischiato un fallo contro il Crotone. Vogliamo sviluppare questi 3 passaggi di Stroppa? 3 passaggi significa 3-0, quindi il risultato dice tutto quello che ha chiaramente riassunto mister Stroppa. Ripeto, per me il Crotone ieri è entrato con una mentalità, giustamente come ha detto Aldo, ancora da Serie A, messo troppa qualità in campo, e di contro aveva un avversario che ha in Settembrini, Schenetti, Finotto, tutta gente che ribalta facilmente l'azione, con a capo Iori che molti trascurano, ma è un vero leader in mezzo al campo, e quando hai giocatori del genere poi fanno girare facilmente
qualsiasi tipo di giocatore gli giochi a fianco, pertanto ripeto, il Cittadella è una squadra brutta da incontrare generalmente, ma all'inizio del campionato è la peggiore. Il Crotone ci è andato forse troppo leggero. Antonio Clausi. Io per rafforzare il concetto che ha appena detto il mister, io dico che se da un lato il Cittadella ha giostrato da squadra di categoria, elementi come Nalini, Simi, Roden, Benali sono calciatori che non possono perdere 3-0 in Serie B, giocando tutti insieme. Simi che ha avuto delle buone occasioni. Quindi probabilmente, come è già stato detto, hanno preso un po' sotto gamba questo impegno, ma è la prima di campionato, è calcio d'agosto si diceva una volta. Sì, è vero. Del resto queste partite, almeno fino alla pausa, le prime 2 o 3 giornate, vanno prese un po' con le pinze, però chiaramente danno indicazioni significative ai rispettivi allenatori e non dico che vengano prese un po' a mo' di amichevole, però quasi, nel senso che comunque sono in ballo i 3 punti, sicuramente contano tantissimo, però la Serie B entrerà nel vivo a mio avviso subito dopo la pausa dei campionati. Allora, grazie Aldo Cennamo, c'è un problema importante, questa sera ci sarà una manifestazione a Crotone, parlo l'oggetto dello stadio Ezio Scida perché il Ministero dei Beni Culturali sappiamo che non ha dato l'agibilità, quindi c'è questa manifestazione che partirà dallo stadio Ezio Scida fino ad arrivare alla piazza dove c'è la sede del municipio, proprio per una protesta civile, per capire se c'è la possibilità che il Crotone possa giocare all'Ezio Scida il prossimo turno contro il Foggia oppure no, viceversa dovrà trovarsi praticamente è una situazione molto delicata. È delicata, ma è una storia che si ripete da un paio d'anni. Perché il sindaco ogni volta ha dato praticamente... Perché c'è tutto, poi le responsabilità, proprio chi sono. La sovrintendenza fa il suo lavoro, fa il suo mestiere, deve tutelare anche alcune Crotone è la città di Pitagora, quindi è una città importante, per cui dal punto di vista archeologico, dal punto di vista culturale, storico, per cui ci sono tante cose che vanno riviste, però essere in queste condizioni e non riuscire tra amministrazioni locali, Lega ed altro a risolvere un problema così annoso fa danni al Crotone, fa danni alla città, ai tifosi, fa danni a tutto. Allora bisogna immediatamente stasera, ma la città di Crotone è stata sempre una città pacifica, ci sarà questa manifestazione che dovrà sicuramente dare un segnale forte, ma non di risso, di scontri o di altro, ma un segnale forte per dire alla Lega, per dire anche agli altri organi competenti che se ci sono le condizioni, se si può fare uno sforzo, si possono mettere anche alcuni paletti, si possono fare alcuni ritocchi, alcuni interventi, si fanno, ma il Crotone deve giocare in casa come tutte le squadre devono giocare sul proprio campo, perché quella è la vera scommessa che giocano le squadre. Il campo è importante, i tifosi sono importanti, però sono importanti anche alcuni paletti che vanno messi e vanno messi seriamente. Antonio, che ne pensi di questa situazione che si sta venendo a creare a Crotone? Io credo che un po' tutta la burocrazia sia di intoppo ormai al calcio, nel senso che... Vabbè, lo stiamo vedendo anche nel senso che nel momento in cui il vecchio calcio ha lasciato spazio a nuove dinamiche, o bisogna mettersi al passo con i tempi, oppure è difficile chiedere ogni anno di poter chiudere un occhio e di poter far passare in cavalleria... Le famose proroghe. Esatto, di far passare in cavalleria tutto il resto. Purtroppo bisogna capire che i tempi sono cambiati e se prima bastava una stretta di mano affinché una squadra si iscrivesse al campionato, adesso non è più così, è la stessa cosa a quanto pare è per gli impianti. Prima si parlava, mi pare, del terreno di Ascoli. Sì. Ma l'ha detto pure Braglia, l'ha detto anche Braglia nella sua intervista dopo partita. Perché hanno dato questo assenso ad Ascoli per quel terreno? Ve lo spiego subito. Perché? Proprio questo. Scusami se ti ho interrotto. Cosa succede? Che quando la Serie B fa i sopralluoghi dalle formazioni neopromosse, si accerta che sia tutto in regola e qualora non sia in regola chiede l'immediato adeguamento dell'impianto in questione. Ad Ascoli non è stato fatto. Ad Ascoli è stato fatto illo tempore. Non è stato fatto adesso, però adesso la Lega non controlla gli stadi. Vabbè. Però quando gli fa comodo li controlla. A Cosenza quando facciamo ma lui sta facendo il discorso sulle neopromosse. Sto facendo capire quello è consolidato il discorso. Ho capito, Franco. Tant'è che praticamente c'è quella tribuna di fronte alla tribuna centrale che è chiusa da sempre. Esatto. Io la ricordo chiusa da una vita, quella di Ascoli.
Però quando i playoff nostri c'erano i paletti anche alle virgole, alle virgole. Vabbè, è Aldo, non introduciamo questo discorso No, perché vabbè, poi andremo molto è un argomento delicato, bisogna dire la verità. Volevo sentire l'idea appunto del Crotone, dello stadio, dell'ineagibilità, servizi di archeologia di cui parlava Aldo, eccetera. Insomma, ma io guarda, questa zona della Magna Grecia, come come va a finire secondo Gagliardi? Rischio di essere un po' antipatico, però io anni fa dissi a una persona di Crotone, perché vista le tante possibilità che il Crotone sta avendo tra Serie A e Serie B, contributi, giovani, eccetera, eccetera, non si investe in una struttura importante che riguarda anche il settore giovanile, possa rimanere tale negli anni, visto che la famiglia Frenna meriterebbe anche un ricordo del genere. Allora, se tu arrivi in Serie A, fai anni di Serie A e sei ancora a questo punto, perdonami, è il minimo che ti possa capitare chiudersi il campo. Prego Antonio, sì, poi andiamo a vedere il prossimo turno. Che questo discorso che ha fatto il mister è valido in qualsiasi altra piazza, in primis Cosenza, dove auspichiamo un progetto del genere non solo a livello strutturale ma anche a livello di vivaio di settore giovanile dal lontano 2011, quando ci fu il cambio della guardia con l'avvento del presidente Guarasch. Ok, allora vogliamo andare a vedere il prossimo turno, perché Cosenza e Sub Iudice, diceva Antonio nel suo precedente intervento, 60% che si giochi al San Vito Marulla. La partita è in programma, lo ricordo, sabato prossimo alle ore 18. E anche il Crotone giocherà in casa contro il Foggia. Andiamo a vedere tutto la griglia completa di questa seconda giornata. Lo spezzatino. Belle partite. Sì, lo spezzatino, poi parleremo anche di questo. Volete poi dire qualcosa su DAZN, ve la faccio pure dire. Palermo-Cremonese si giocherà venerdì 31 agosto, poi il sabato avremo in programma altre 4 partite. Carpi Cittadella il 1° settembre, per la verità, 09, non 08. Cosenza Verona, sabato 01-09, sempre 1° settembre. Padova Venezia, verbissimo. E poi Spezia Brescia, sempre di sabato. Alla domenica, lo spezzatino di cui parlava il collega Antonio Clause, avremo Pescara Livorno, Crotone Foggia. Questa è una gran bella partita, anche perché poi insomma Giovannino Stroppa è stato pure a Foggia, quindi... Certo, sì, la gara dell'ex. Poi abbiamo Lecce Salernitana e Perugia Ascoli, che si giocheranno sempre domenica, senza dimenticare che questa sera, lo dicevamo all'inizio, c'è una partita molto importante che personalmente vorrei seguire, che è quella tra il Benevento e il Lecce. Antonio, che vogliamo dire? Vogliamo dire che il Benevento è la formazione chiaramente favorita per la vittoria del campionato. Cioè, secondo molti è la Juventus della Serie B, almeno guardando l'organico e i nomi che ha in rosa. E mentre il Lecce, da neopromossa, ha condotto un buon mercato, ha investito... Lecce è stato messo dagli addetti ai lavori a livello nazionale nella stessa griglia del Cosenza, sì, nella terza griglia, parliamoci chiaro. Sì. Ha speso qualcosina in più del Cosenza. Ha preso la mantia, tra le altre cose. La mantia, non solo, ha preso anche altri calciatori, ma Falco ha preso come trequartista, insomma... Melusi è uno che cambia spesso. Sì. Dopo, secondo me, la partita persa per 4-0 in Coppa Italia, a Genova è corso subito ai ripari. Probabilmente si è reso conto che un determinato organico era valido per vincere in Lega Pro, però non era altrettanto valido per centrare gli obiettivi fissati dalla società del Lecce. Io non so quali possono essere, se la salvezza o un qualcosina in più, quindi probabilmente in base ai diktat dirigenziali ha operato sul mercato. Sentiamo mister Gagliardi su questo posticipo, su questo Benevento-Lecce. Il Benevento poi, tra le altre cose, ritorna un ex Lucioni, perché poi ha avuto... Gioca subito. Gioca subito perché si era allenato, era stato squalificato, lo sappiamo tutti, per un lungo periodo, poi guarda caso, Benevento 2 giorni fa è stato praticamente riabilitato. Gagliardi. Il Benevento penso che farà il campionato in funzione di quello che i giocatori come Maggio e come Nocerino riusciranno a trasmettere ai giovani e a tutto il resto della squadra quella mentalità vincente, quella fame, quella voglia di primeggiare che ancora hanno. Perché se questo si verifica, secondo me il Benevento al girone d'andata metterà già un piede in Serie A.
Se questo non si verifica soffrirà e soffrirà più degli altri proprio perché ha una mentalità, diciamo, di giocatori che hanno fatto più Serie A che questa Serie B. Mi preme sottolineare un'altra cosa, visto che si parla prima di calendari, è un'altra cosa ridicola e questo significa che ormai il calcio è in mano alla televisione, è in mano soltanto a chi deve fare non alla nostra e non al piacere dei tifosi, perché io ancora mi piacerebbe sentire la diretta alla radio, figuratevi. Vecchia cara radio, ma questa ci arriveremo quando prima, ci siamo già arrivati. Dopo quello che sta succedendo, ripeto, stamattina c'è sul Corriere della Sera una bella pagina dedicata a DAZN e poi mi spiegheranno, scusami Franco, mi spiegheranno l'ultima giornata di campionato con queste 19, chi riposerà? Purtroppo siamo noi. Il Cosenza, no? I rischi che si corrono, visto che siamo italiani, quindi siamo furbi, malpesanti, no? Ma anche furbi. Chi subirà le angherie? Ma io volevo chiedere questo sia ad Antonio che ad Aldo, perché Trinchera, quando è intervenuto nella prima parte telefonicamente, ha fatto un passaggio importante. Il passaggio è stato quello di giocare a 19 diventa molto più difficile per la salvezza perché ci sono 6-7 partiti in meno. A 22, dice, il discorso è completamente diverso. Ora, l'ha introdotto Gagliardi questo tipo di discorso, insomma... È chiaro, allora... parliamoci chiaro, a 19, a 19 le squadre che partono come ultima griglia hanno grosse difficoltà. Le due facce della medaglia, quali sono? È quella economica, dove chiaramente viene privilegiato in tutto l'interesse... C'è un pezzo di torta in più per le 19. L'interesse delle società. Per le 19 società. L'aspetto sportivo, guardando proprio l'aspetto prettamente numerico, su 19 squadre, 3 salgono, 4 scendono, cioè alla fine sono 12 le formazioni che rimangono in Serie B. Non solo, direi 11 perché la quinta spareggia con la quarta, quindi sono soltanto 11. Se c'è una differenza di 5 punti. Sì. Di 5 punti. È chiaro che con un campionato a 22 squadre non solo hai più opportunità di recuperare eventuale terreno perso, è chiaro che quindi con il torneo a 19, l'ultimo giorno di mercato, come ha fatto il Cosenza, tutte le società si sono attrezzate in virtù di ciò e quindi a Cosenza sono arrivati Legittimo, sono arrivati i Maniero, sono arrivati i Garritano, Verna. sono arrivati i Verna. Altrimenti con un campionato a 22 forse uno di questi 3 non sarebbe arrivato Franco Segreto, Antonio Classo, il nostro calciatore. Allora, Aldo Cenamo, siamo penso in chiusura, vediamo un attimo di sviluppare questo concetto di cui parlavamo prima. 19, c'è una fetta maggiore per le società di introiti, 22 di meno, però a 22 c'è più possibilità di salvezza. Io penso che Trinchera si è fatto qualche nemico oggi della cadetteria, perché io penso che i 19 sono diventati una pigna, i 19 presidenti. Vabbè, su questo non c'è dubbio. Io l'ho detto prima, perché qui è un business, c'è una questione economica, inutile che diamo probabilmente il calcio interessa poco a questi signori. Qui è tutto business. Allora, se noi dovessimo arrivare a 22 squadre strada facendo, perché dopo il 7 settembre, io non so come queste 3 squadre rientreranno nei giochi. E bisogna ricominciare da dove? Da capo, dal quarto turno. Allora dico veramente, questa Lega ha impressionato dal punto di vista proprio del modo di condurre questa situazione. Una Lega incapace di condurre e di sapere quello che dopo il 7 può avvenire. O sono già all'occorrenza, sanno quello che avviene, che rimane così, oppure hanno fatto una cosa veramente da pazzi, si fermava il campionato, si iniziava dopo il 7, si chiama proprio letteralmente un sopruso. E ti spiego anche l'altra cosa, è una cosa veramente sgradevole. Io non la sopporto questa cosa. La Lega Pro perché ha rinviato? No, ma ti giuro che per gli stessi identici motivi, perché non si sa ancora le squadre che parteciperanno definitivo, le squadre che dovranno essere ripescate. Quindi Gravina, poi se io dovessi aggiungo una cosa, se io dovessi essere uno obiettivo, io la squadra che avrei ripescato io sarebbe stata il Siena, perché è stata la squadra che ha fatto che comunque nei playoff la finale dei propri con noi. Il Siena aveva tutto il diritto, se c'è da fare un ripescaggio, secondo me il Siena che ha perso con noi, ma ha fatto
fatto i playoff e quindi è arrivata seconda. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma attenzione, scusa, uno per volta, uno per volta. Che questo passaggio è stato superato perché Ho capito, la prima discussione era su chi doveva essere ripescato, perché non si capiva qual era il regolamento. Bravo. Poi è stato deciso e poi è stato annullato tutto. È stato annullato perché Novara... Ma perciò io dico all'origine, parlo sempre dall'origine, bravo. Non c'è mai stata una griglia ufficiale di ripescaggi, ma sempre ufficiosa, cambiata in base alle sentenze dei tribunali, sempre ufficiosa. 2, parlavamo prima della Lega Pro, poi chiudo immediatamente, sta aspettando sì questa sentenza del 7, ma anche lì i veri motivi sono motivi economici, chiedono più sussidi dalle 2 leghe superiori. Benissimo. Quindi il tutto ruota intorno alla sostenibilità di un sistema calcio professionistico con 8 squadre, non è più possibile. Grande caos, possiamo chiudere così perché ci dicono dalla regia che siamo sui titoli di coda. Grazie a mister Gianluca Gagliardi per questa nostra prima puntata numero 0 aspettando replay. Grazie al collega di Cosenza Channel Antonio Clausi. Salve a tutti, grazie. E grazie al nostro compagno di viaggio d'avventura Aldo Cennamo, sperando che il Cosenza possa giocare sabato alle 18 al San Vito Marulla. Seguiremo comunque gli sviluppi nei nostri vari telegiornali. È tutto da parte di Franco Segreto, ci rivedremo lunedì prossimo. Restate con noi, arrivederci!